Gli impianti di risalita, la neve, il sole. Fino a pochi mesi fa parlare di Sappada significava celebrare le bellezze della montagna veneta, bellunese in particolare, mentre ora è territorio del Friuli Venezia Giulia. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, accompagnato dall'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha incontrato il sindaco Manuel Piller-Hoffer e la giunta comunale per puntualizzare l'iter di accorpamento della comunità montana al territorio del Friuli Venezia Giulia e la conseguente programmazione di sviluppo per potenziare, ha commentato lo stesso Fedriga, l'importante lavoro svolto dalla regione con il comune di Sappada verso la piena integrazione della località montana alla nostra regione. Il governatore ha spiegato anche che è già stata messa in campo una serie di azioni per risolvere i primi problemi burocratici, anche se ora è necessario adottare una soluzione strutturale che possa accompagnare l'ex comune della provincia di Belluno lungo tutto l'iter procedurale. 2 i tavoli istituzionali annunciati da Fedriga, uno per la pianificazione degli interventi legati al maltempo ed uno di coordinamento per la gestione degli aspetti burocratici. A proposito del primo, Fedriga ha sottolineato l'importanza del recupero del territorio dal punto di vista ambientale e turistico, auspicando un piano condiviso per affrontare le criticità del territorio di montagna ed annunciando l'impegno della regione per realizzare le infrastrutture, ma chiedendo nel contempo un impegno del privato finalizzato ad attrarre investimenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Al termine dell'incontro istituzionale, divertente siparietto nell'aula consigliare con il rollate, maschere tradizionali di Sappada, un modo scherzoso per festeggiare un grande successo del Friuli Venezia Giulia, regione a statuto speciale, contro un Veneto a statuto autonomo che lotta, proprio in questi mesi, per l'autonomia.